Seconda corsa, cavalli di 3 anni sulla distanza del miglio. 1 Chiloide dei Greppi, 2 Chiquita Jet, 4 Crown Stecca, 5 Copacabana Mark, 6 Cortés dei Greppi, seconda linea, 7 Continental CR, 8 Ciclone Mail, 9 Coco Bella. Macchina che stacca in questo momento, partiti con la velocità iniziale di Crown Stecca che però si getta di galoppo e all'esterno allora sono veloci Numero Copacabana Mark e 4 Cortés Crown dei Greppi. Stecca squalificato. Numero Copacabana cerca di 7 scendere in Continental corda, CR squalificato. sopravanza Chiloide dei Greppi, mentre all'esterno è incombente Cortés dei Greppi che attacca dopo 200 metri e si avvantaggia per andare a condurre Chiquita Jet più indietro, che si getta di galoppo dopo 300 metri di gara, quindi Numero 2 esce di scena la Chiquita favorita. Jet squalificato. Cortés dei Greppi in vantaggio su Copacabana Mark, poi Ciclone Mail in seconda posizione che ha superato Chiloide dei Greppi. Ma intanto Cortés continua a fare andatura e completa i primi 600 in 46,3, nonostante il 16 in curva. Davanti alle tribune una decina di metri abbondanti di vantaggio su Copacabana Mark, mentre in terza posizione rimane Chiloide dei Greppi, poi Ciclone Mail che precede Coco Bella che accenna a muovere all'esterno dopo un giro in 1-1,6. Cortés dei Greppi continua comunque a guidare a discreta andatura quando siamo all'altezza del chilometro, completato nell'ordine dell'1,17,5. Dalle retrovie non riesce per il momento a farsi luce Coco Bella e così è Copacabana Mark che serra sotto e riduce il gap dal leader. Quando siamo a 400 dalla conclusione, in vantaggio sempre Cortés dei Greppi su Copacabana, in terza posizione Chiloide dei Greppi, all'esterno nessuno riesce ad avanzare, metà della curva conclusiva con Cortés dei Greppi in testa, Copacabana che lo segue fin dalle prime battute, poi in terza posizione Chiloe che accenna a spostare al largo, completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo. Prova ora al largo Copacabana Mark, si lancia su Cortés dei Greppi che si difende lungo la corda. Cortés dei Greppi nel finale controlla bene e vince, mentre all'interno sbuca per il secondo posto Ciclone Mail che batte Chiloide dei Greppi e Copacabana Mark vicini comunque nel 1.16.9 il ragguaglio conclusivo. Bella vittoria per Cortés dei Greppi, Daniele Orsini in sediolo per il training di Massimo Barbini, quota da outsider per Cortés dei Greppi in testa da un capo all'altro.